Porto per voi un messaggio da parte di Dio. Volete sentirlo? Sì, dai, racconta! Dio vedeva che le persone soffrivano e erano perse e non sapevano cosa fare. E perché non l'hanno chiesto a Dio? Loro non sapevano che potevano farlo. Oh, poveretti! Così Dio ha pensato, adesso basta. Qui c'è bisogno del mio intervento e ha fatto l'unica cosa possibile, mandare suo figlio. E come? È questo il problema. Io non ce la farò mai a raccontare la storia della nascita di Gesù. Oh no! Ci risiamo. Ricomincia con le sue crisi. Parlate bene. Avete idea della responsabilità che ho? E tu hai idea della responsabilità che ha avuto Gesù? Dai, su, non scoraggiarti così. Ciao gente! Ciao bambini! Hola! Ciao a tutti! Quanta gente! Qual è il problema oggi? Non ce la farò mai a raccontare la nascita di Gesù. Ma dai che ti aiutiamo noi! È vero, noi la conosciamo! Dai! Mettetevi comodi, ragazzi. Sì, dai, racconta! In una città di nome Nazareth viveva una ragazza di nome Maria, fidanzata con Giuseppe. Oh, che carini! E poi un giorno un angelo le è apparso. Pensate che spavento! Chissà come è presa, poveretta! Sì? Sapete come si chiamava quest'angelo? Si chiamava Gabriele. Bravissimi! Vedo che siete preparati! Bravi. Dunque, l'angelo Gabriele è apparso a Maria dicendo: Non temere! Sono qui per dirti che tu avrai un bambino e lo chiamerai Gesù. Wow! Era questo il messaggio di Dio? certo, Dio, creatore dell'universo, è venuto lui stesso sulla terra come un bambino. Oh, esatto, come un bambino, avete capito? Come un bambino, gente! Wow! Mitico! Poi? Anzi, super mitico! Già, e poi dicono che i bambini non sanno fare questo, non sanno fare questo. Non sanno proprio niente. Mangiate! Aspettate, Dio manda un bambino per salvare il mondo? Ma com'è possibile? Devo insegnarvi tutto qua. Per Dio, nulla è impossibile.
proprio così. Passa un po' di tempo e per Maria è arrivato il momento. Quale momento? Il momento, no, cioè, sapete, no, il momento, il bambino sta per nascere però... Oh no, però cosa? Proprio in quei giorni l'imperatore Cesare Augusto ordinò un censimento in tutto l'impero. Un censimento? proprio così. Sì. E cosa è successo? È successo che Maria e Giuseppe hanno dovuto mettersi in viaggio verso una città chiamata Betlemme. Immaginate, povera Maria, con quel pancione. Già, e poi a quei tempi non c'erano mica i treni, né gli aerei né le macchine, niente di tutto questo. Oh mamma mia. Niente. E come ci sono arrivati? A cavallo di un asinello. Oh, poveretti. Povero asino direi anche. Sì. L'imperatore la gente convocò, tutti al censimento non si può fuggire, così a Betlemme Maria e Giuseppe compieranno la profezia del senza vacillare Maria e Giuseppe partono in fretta, devono obbedire, ma succederà una cosa molto bella, compierà la profezia del Natale. Ma quando arrivarono a Betlemme, dove sono andati a dormire? Non è stato semplice, sapete. E tutti erano andati lì per il censimento. Sì. Poi ogni volta che bussavano ad una porta gli chiedevano una stanza. Poi solo un letto. La risposta era sempre la stessa. Sotto lo stesso, sì. Non c'è più posto, non c'è posto, andate via, negli alberghi non c'è posto per Giuseppe e per Maria. No,
notte fuori. Oh no, perché? Sapete perché? Perché dopo aver cercato tanto hanno trovato finalmente una piccola stalla e così si sono fermati lì. Oh, meno male. Sì, meno male proprio, sì. Beh, insomma, dai. Sì. Perché, insomma, Sinceramente era un posto poco confortevole. Dentro c'erano buche, cavalli, asini, Che sola puzza! senti, Ma è vero! Lo sai? Proprio quella notte, in quella stalla, scaldata solo dal calore, dal respiro di quegli animali. È proprio quella notte che nacque Gesù! Evviva! è vero, proprio quella notte nacque Gesù. Questo bambino doveva cambiare il mondo. Doveva avvicinare di nuovo le persone a Dio. Già. E soprattutto doveva liberare il mondo dal peccato. e magari riempirlo della sua presenza. Giustissimo. Giusto, sì, giusto. Il piccolino re riposa, il mondo è pieno di speranza, riceve con amore il grande Redentore Gesù. Dormi in pace, dormi in pace. Wow, che tenero, piccolino. Dio era molto felice. Doveva far sapere a tutti che era nato il Salvatore. Ma come ha fatto? Lo sapete come ha fatto? Quella notte in cielo è apparsa una stella molto luminosa. Una stella. Proprio così, una stella. Dio stesso aveva acceso quella stella. E perché? Perché fa luce dove è buio e guida le persone da Gesù. Sì. Quella stella l'hanno vista in tutto il mondo, persino in Oriente, dove c'erano alcuni uomini saggi che, vedendola nel cielo, hanno cominciato a osservarla per capire cos'era. Sì. Ma come hanno fatto tutti a sapere che era nato Gesù? Oh, vedete? Quella notte sono successe tante cose. Infatti c'era un gruppo di pastori seduti accanto al fuoco che controllavano le pecore che dormivano accanto a loro. Notte serena tranquilla, nei campi a vedere, di quanto i pastori vigili
Oh, proprio così. Oh, sì. E cos'è successo? Insieme all'angelo, ecco che il cielo si riempie di tanti piccoli angeli. Sì, e tutti insieme cantavano, lodavano Dio e dicevano: i pastori in fretta hanno spento il fuoco, hanno lasciato tutto lì e sono andati in direzione della città. Poi hanno raggiunto la stalla e con il fiato sospeso, pian piano, sono entrati e hanno visto il bambino. Oh, che bello, sì. Loro avevano tanto sentito parlare, avevano sentito tante belle storie sulla promessa che Dio avrebbe mandato il Salvatore, sì. E finalmente era qui. Non credevano ai loro occhi. Il creatore dell'universo era qui e dormiva in una mangiatoia. I pastori erano talmente emozionati che non potevano tenere per loro questa notizia. No. E così, tornando indietro, raccontavano alla gente quello che avevano visto. Certo, e cioè il meraviglioso dono che Dio ci ha mandato. Scusate, mi sono persa qualcosa. Che fine hanno fatto quegli uomini saggi che venivano da Oriente? È vero. Che fine hanno fatto? Quegli uomini saggi che chiamiamo i rampaggi, ma che rima. Hanno capito che era nato Gesù.
seguire la stella. Già. Sapete quali erano questi doni? Sì! Oro, incenso e mirra. Bravissima! Vedi che le cose le sai! Insomma, i magi hanno viaggiato molto seguendo la stella del cielo e sono arrivati a Gerusalemme. Giusto, giusto. Quando sono arrivati a Gerusalemme, sono andati in cerca del palazzo reale. Non abbiamo detto che Gesù si trovava in una stalla? È vero, ma loro non lo sapevano. Secondo voi un re, dove lo trovate un re? In un palazzo, no? Un re, palazzo, secondo loro Gesù era il re e il re si trova in un palazzo. Oh no, e cosa è successo dopo? Nel palazzo reale nessuno sapeva niente di Gesù, il re. Così hanno continuato a cercare. E sono arrivati alla periferia della città. Hanno preso una stradina e... Finalmente! una casa, sì. Dov'è il palazzo? E la festa? Forse hanno sbagliato di nuovo. No. Questa volta non hanno sbagliato. La stella li ha portati nel posto giusto. Sì, quando sono entrati in questa semplice casa hanno visto il bambino in braccio a sua mamma. Eh sì, Gesù è nato nella semplicità. Così i re magi si sono inchinati davanti a lui e gli hanno consegnato i loro
doni degni di un re. Sì. Adesso non ho più paura, perché so che Dio è nato come un bambino indifeso ed è venuto nel mondo non per regnare, ma per salvare ogni persona che crede nella sua parola. E adesso vi faccio una domanda. Cosa significa per te il Natale?